Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, vai che siamo su MotoGP Fioi, siamo al Saxering per le qualificazioni di merda anche al Saxering, io non capisco cosa sia successo, boh, veramente, la prima stagione è durissima, sto mondiale, 17esimo in qualifica, va bene, ora sto zitto che è meglio, insomma, in certi momenti è meglio stare zitto. Però veramente un come così in difficoltà mai visto su nessun MotoGP. E non a caso questo si chiama Valentino Rossi Leghe, quindi non è MotoGP. Però vabbè, a parte quello, boh, non lo so, non capisco. Io guido sempre uguale, sempre così, ma non posso pensare che le abilità possano influenzare così tanto, sinceramente. Sarebbe troppo bello sto gioco, cioè, sinceramente mi ha deluso molto Valentino Rossi Leghe, basta, la Milestone ha rotto un po' i maroni, perché boh, non lo so, vabbè, la modalità, cioè insomma il range, quelle robe là, cioè veramente era meglio non mettere perché fanno secondo me cagare. Il rally è una roba, beh, il rally penso sia la cosa più brutta mai vista in un videogioco, forse più, madonna, sono morti in 50 ragazzi, no mi ha proprio distratto sta cosa. Però cioè, nel Saxony è una gara strafavorevole, non riesco a fare niente. Boh, vai. 14esimi, buono. Bello. Se veramente sono le abilità, complimenti, allora hanno fatto un bel gioco perché cioè, non si riesce a guidare. E ripeto, io faccio sempre le stesse cose, ragazzi, cioè. Vabbè, sta prima stagione in moto è la seconda stagione della carriera, la prima in MotoGP, anzi la prima neanche perché è metà in realtà. Sono passato dalla Moto 2 alla MotoGP. Dopo la Ducati, grazie all'intervento di Sara, alle sue pompe e pipponi meravigliosi, mi ha dato questa possibilità. Però Sara com'è incazzata nera fino a scoppiare a fare un trofeo. Dopo che poi la carriera è cominciata come meglio, cioè nella miglior maniera possibile, quello che hai detto su un colpo. Forse con una patch, non ho capito. Non la tengo più in strada, non la tengo, sto guidando di merda, lo so, ragazzi. Ma guarda, appena freno mi superano in 50. Poi guarda ste motte scorbutiche. Boh, vabbè. Cerchiamo di finire presto sta stagione e poi cominciare quella nuova. Cominciare quella nuova bene. E con abilità in più, con dei miglioramenti. Magari che il pilota ha bisogno di una stagione per ambientarsi, non so più cosa pensare, raga, guarda. Cerchiamo di fare qualche punticino iridato e fanculo. Ho fatto una qualifica a dir poco grottesca. Faccio solo una gara, ragazzi, perché questo video lo sto registrando il 26, cioè il giorno prima di partire per le vacanze. Nono posto. Che non ha fatto errori macroscopici per adesso. Eppure boh. A parte che proprio la moto la sento stradifficoltosa. Guarda. Ecco. Ennesima caduta. Addirittura. Ritirato. Molto bene. Ragazzi, ho 33 punti. No, secondo me con la patch hanno modificato qualcosa, perché ripeto, non riesco più a stare in pista. Ho cercato di tirare per prendere qualche posizione, addirittura c'è il ritiro comendiano. Vabbè, raga, sotto il comandone veneziano, per la prima volta nella storia su MotoGP sono in una difficoltà inaccettabile. Chiaramente non abbasso di difficoltà, non abbasso niente, non esiste. Un po' di squadre interessate a offrirti un contratto. Vediamo un attimo questo. Potrei andare. Ok, però chiaramente sto in Ducati.
Anche se secondo me non è la moto adatta a me, però adesso ormai è per partito preso, sto qua. Non mi interessa. Raga, sotto il comandante veneziano, la crisi continua. Ciao! Scusate, yes.